Dobbiamo dare atto agli autori e all'editore che questo libro si impone per la sua bellezza. È bello il formato, è bello il carattere, sono bellissime le immagini, ha questa agilità, cioè è un libro che si dà volentieri, cioè un libro generoso che non pretende di assorbire un tempo indefinito, capace di spaventare chi si trova di fronte al libro, ha invece questo calore e nello stesso tempo questa capacità di accogliere e di persuadere a non solo gustare la bellezza delle immagini, che pure è un elemento che si impone, ma riflettere sul loro significato, sul significato che possono avere per noi oggi, in quanto ci indicano una via di riflessione. È molto interessante quello che scrive Chiaromonte a commento di questo suo lavoro. Nell'immagine impressa dalla luce vive soltanto il tempo presente, come una profezia del giudizio. La fotografia testimonia che non ci può essere nostalgia del tempo passato o paura del tempo futuro, perché nel dramma di ogni momento respira e si rivela come speranza l'istante perenne della memoria di Dio. E ogni parola in questo discorso è ampiamente soppesata e dopo averlo letto bisogna rileggerlo, bisogna cercare di comprendere fino in fondo qual era l'intenzione dell'autore. E fortunatamente l'autore, oltre a questa decodificazione delle parole di carattere filosofico, ci offre un altro strumento di comprensione, che è quello appunto dell'immagine. Un'immagine scelta, individuata con un'attenzione impressionante. Chi conosce Gerusalemme sa come riuscire a mettere insieme una serie di immagini così profondamente legate alla magia di questo luogo, al suo potenziale, diciamo pure religioso, è veramente ammirevole, fa pensare al risultato di un lunghissimo viaggio. Forse l'impressione quasi è che per riuscire a cogliere con tanta intensità l'identità di un luogo bisogna esserci nati, Chiaromonte non c'è nato, ma probabilmente c'è stato abbastanza per riuscire a porsi delle domande che incidono profondamente su chi lo prende in mano questo libro e quindi cerca di arrivare fino in fondo al messaggio che questo libro ci suggerisce. Quindi c'è subito la negazione della nostalgia. Di fronte a queste immagini noi non dobbiamo tanto pensare al tempo passato, quanto pensare al tempo presente, cercare di capirle come espressione in un certo senso di eternità, perché l'impronta divina in questi luoghi è profondamente impressa, ma non è solo questo che conta e che bisogna capire. Bisogna capire invece come, al di là di quello che è l'immagine del passato che rifluisce attraverso l'immagine del presente, noi dobbiamo dare a questo presente un significato.
Ora, Gerusalemme è al centro del mondo perché è lì l'origine di molte religioni, in particolare delle 3 religioni monoteiste, ma è anche la città contesa, la città che da anni pone al mondo intero il problema della pace che il mondo non è in grado di risolvere, anche se può sembrare veramente misteriosa questa impossibilità, perché in fondo sono ingaggiati nella soluzione di questo problema le forze più potenti del mondo, politiche, religiose, le lobbies internazionali. Eppure questa pace non arriva. E in fondo il senso di questa città per chiunque la visita è questa contraddizione profonda tra una città che dovrebbe unire, che dovrebbe stimolare a trovare una soluzione per i grandi problemi dell'umanità e che invece rimane sospesa in questa paurosa tensione. Ecco quindi che le immagini raccolte da Chiaromonte oscillano tra questo straordinario senso di contemplazione e di pace e viceversa immagini in cui questo problema del presente, della conflittualità del presente è rappresentata. Ecco, naturalmente che cos'è che sorprende? Che in queste immagini, che sono dei messaggi che colpiscono in profondità, c'è una straordinaria qualità estetica. Cioè, se Gerusalemme è il luogo dell'assoluto per l'eredità storica che ha lasciato all'umanità, qualcosa di questo assoluto attraversa le immagini di Chiaromonte perché sono belle, sono perfette, sono, diciamo, basate sulla straordinaria fiducia nella bellezza come elemento rivelatore. Naturalmente ci sono tante bellezze, lo dice con chiarezza Dostoevskij, c'è la bellezza di Sodoma, c'è la bellezza che porta alla perdizione. Tuttavia, indubbiamente l'uomo è in grado di riconoscere quell'aspetto della bellezza che appunto ha una profonda parentela con il concetto di Dio e che è un elemento che illumina, che rasserena, un elemento che dà alle immagini una forza che altrimenti non avrebbero, una forza di persuasione, di incisione. Ecco, questo è quello che io posso dire di questo libro. Ecco, io normalmente quando faccio lezioni di architettura faccio vedere il muro del pianto, perché l'architettura in fondo è stata inventata dall'uomo per difendersi dalle intemperie e in larga misura risponde a dei bisogni di carattere materiale. E però poi una volta costruita, e a volte anche per l'intenzione di chi la progetta e la costruisce, si carica di messaggi e quindi un modo in cui la materia parla. I muri parlano, il muro del pianto parla. La cosa commovente è vedere che ci sono tante persone che si rivolgono al muro con delle preghiere o addirittura con delle esortazioni. C'è un dialogo dell'uomo con il muro, quindi con l'architettura, con l'espressione più elementare, archetipica dell'architettura. Ecco, questo direi, io cerco di spiegarlo ai miei allievi con delle parole, ma il libro
fatto da Chiaromonte lo spiega in modo molto più persuasivo e convincente. Le pietre parlano, ci rivolgono delle domande, a volte appunto ci fissano con un'aria di rimprovero, con un'ansia di trovare delle risposte. Quindi è molto importante che un libro come questo sia nato, e fa piacere che sia nato in Italia, che sia stato pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, fa piacere che possa circolare quindi e portare nelle persone che lo prenderanno in mano dubbi, problemi, una serie di domande che riguardano la nostra esistenza e anche esortazioni a non rimanere assenti, a non tradire il valore provocatorio che ha nel mondo attuale il pensiero religioso. Siamo in un mondo che ha proclamato da molto tempo la morte di Dio, che fa in realtà come se il mondo, come se Dio non esistesse, e che attraverso questa finzione, attraverso questa convinzione, sta creando le premesse per un fallimento complessivo, un fallimento legato all'esasperazione dell'individualismo e alla perdita di tutti quegli elementi che facevano di una massa degli uomini un popolo. Ecco, di fronte a questa specie di destino, un libro come questo porta una forte speranza. La si può leggere nella frase iniziale che ho letto, ma soprattutto la si può leggere attraverso questo linguaggio universale dell'immagine, che qui è usata con tutta la forza che all'immagine può dare la bellezza. Grazie, proprio per questa straordinarietà di cogliere il divino nelle cose terrene, io chiederei in parallelo una lettura all'autore, a Giovanni Chiaromonte.